Comunque vuol bere per dimenticare un amore, ha litigato con la moglie, si scrivono su Twitter, su WhatsApp, bla, alla fine ho chiamato i carabinieri perché questo qua ubriaco non se lo levante, bla, e mi ha fatto scappare tutti i clienti perché pussava, ma anche i carabinieri, bla. Oh. Ha bevuto 8 grappe, bella. Il sistema di telecamere ha ripreso tutto, però, Io lo faccio ricoverare questo. Lo faccio ricoverare. Però gliele canto prima. Prima gliele canto e poi lo faccio ricoverare. Bella di musica. Eccolo. Allora, diciamolo. Che ci emozioniamo. Lo diciamo? Oh. Diciamolo. Vai Mario. Cos'è? Oh, ciao, sono Mario. Lo so. Ciao, sono Mario. Eccomi, sono io, il Mario il benzinario. Poi c'è Danica. Pure. Poi c'è... Ma non lo so mago io. No. So che mi sto emozionando. Sì, però canta. A sentirmi. Ti emoziona sentirti. Perché il disco oratorio... Ora è proprio bello. Cosa hai bevuto? Aiuto! Qui nel mio benzinario uno si dà le arie. Dice che la colite, ma che arie si dà? Devi stargli a distanza. Meglio se mangia light. L'alito ha un po' pesante e qualche spussetta la fa. Sì. No. Spero che se ne vada, ma vuole bere grappa. No, Io gli chiedo se nel bicchiere ci vuole per caso anche il seltz. Lui mi guarda perplesso. Il seltz beve alle 6. Vuole per dimenticar l'amore, io gli dico che fai? Ha bevuto 8 grappe da una sbornia. No. Ora come si fa? A casa lui come va? Si è scolato la grappa e ha una sbornia. È Hotel California questo. Un'altra vuole aprire. No, ma io non voglio aprire. Wow. Scrive Tiffany su Twitter che la Mercedes riprende. Credo sia la moglie ed ora sono affari suoi. Dai su, chiama un amico. Ora non puoi tweetar. Lascia stare WhatsApp. Adesso mi fai arrabbiare. Ti faccio piovere a casa. Conosco Luca il Capitan. Adesso vuoi anche il vino e dico non ti faccio ubriacare. Qui noi non lo facciamo mai e poi mai. E adesso senti le voci e dici che sono fatti miei. Venite, c'è uno che ha una sbornia. Carabinieri, adesso gli passerà. E ma che volete scherzare? Sto matto ha bevuto 8 grappe e ha una sbornia. Ho le riprese, sai. Non ha alibi ormai. Dietro a vetri e specchi o telecamere, sai. Pure. Tutti ormai lo sanno che non si può essere sicuri qui. Purtroppo. È meglio se te ne vai e la colite ti curerai. E poi potrai tornare. Hai fatto scappare gli altri, lo sai. I clienti no. Ed è giusto, tu puzzica pesti. Apri un po' la finestra. Mario! E spalanca la porta più che puoi. Ti trovo un passaggio e mi pagherai. Semmai dopo. Relax, ti faccio ricoverare. Non siamo organizzati per questo. Sulla mia pagina Facebook. Cosa? Ora metti il tuo like. Pubblicità. Fra le note. Ciao. Nando la chitarra. No. Sentilo. Ciao.
com'era? Troppo forte. Come? Ha bevuto 8 grappe, ha preso una smornia. Ma dai, non ci credo.